Salvato l'ospedale civile di Venezia dal pericolo declassamento, sul fronte delle nuove schede ospedaliere in provincia rimangono però aperte alcune questioni, dal futuro dell'ospedale di Chioggia a quello del distretto di Dolo Mirano, dove fanno discutere i nuovi numeri di posti letto. Non sono perdite di posti letto, perché i posti letto vengono spostati in lungodegenza. È stato fatto una puntuale disamina delle necessità effettive, cioè del tempo, per quanto tempo vengono impegnati questi posti letto, e abbiamo visto che assolutamente non servivano quelli che c'erano, ma grazie all'invecchiamento della nostra popolazione serve un altro tipo di posto letto. Rassicurazioni che non convincono le opposizioni. La sofferenza comunque c'è perché gli operatori lo testimoniano ogni giorno, sia il personale medico sia quello infermieristico, e su questo noi chiediamo garanzie, perché non può funzionare che per esempio si taglia il servizio di lungodegenza, non ci sono gli ospedali di comunità, non ci sono le unità riabilitative già funzionanti, e quindi si creerà un periodo di transizione che sarà un caos. Soddisfatto per quello che riguarda il Veneto orientale, invece, il direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza. C'è stata rafforzata l'area medica sulla zona di Portogruaro e l'area chirurgica nella zona di San Donà di Piave, e quindi riteniamo che con queste schede veramente il futuro della sanità del Veneto orientale sarà roseo, non solo per i cittadini del nostro territorio, ma anche per i milioni di turisti che afferiscono alle nostre spiagge durante il periodo estivo. Le schede vanno bene così come sono, c'è bisogno ancora di qualche limatura? Ma sono qualche limatura che farà la quinta commissione, il Consiglio, ma sostanzialmente per noi sono positive, abbiamo anche un piccolo aumento di posti letto.